Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 maggio, a Mestre, in via Bissuola, all'incrocio con via Baglioni. 2 automobili si sono scontrate. Il tratto di strada è rimasto chiuso per consentire i soccorsi e la rimazione dei mezzi andati semidistrutti nello scontro, nel quale almeno una persona è rimasta ferita. Stando alle prime ricostruzioni, una delle 2 automobili coinvolte correva ad alta velocità, quando avrebbe tentato un sorpasso e nel mentre avrebbe urtato l'altra vettura. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118, oltre a vigili del fuoco e la polizia locale. Cambiamo argomento. Il centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia segnala che nella serata di oggi, giovedì 2 marzo, sono previsti in mare 110 cm di marea alle ore 20:30. Con questo picco di marea è possibile l'attivazione del sistema MOSE alle 4 bocche di porto della laguna, vale a dire 2 al Lido, una a Malamocco e una a Chioggia. Non saranno tuttavia adagiate le passerelle in quanto il servizio è terminato nella giornata di ieri. 8ª giornata del contributo di accesso a Venezia. Per oggi si sono registrati 15.077 paganti, in calo rispetto al dato di ieri. I codici emessi per gli esenti ospiti in strutture ricettive sono 53.116 che non sono tenuti al pagamento perché versano già la tassa di soggiorno, in quanto il maggior numero si registra nel fine settimana. Esenti perché residenti in Veneto o nella città metropolitana 3.047. Richieste di esenzione per altri motivi a quota 972 e per invitare conoscenti 1551. I controlli svolti hanno verificato in totale 11.890 QR code senza rilevare particolari criticità. Parliamo ora di sanità. Per l'estate 2024 l'ULSS 4 investirà oltre 5 milioni di euro nel programma Vacanze in Salute, grazie anche al finanziamento disposto dalla Regione Veneto, che si rinnova e si amplia per migliorare ulteriormente l'assistenza sanitaria per i turisti, ma anche per i lavoratori stagionali e pendolari. Le novità si collocano proprio nella principale porta di accesso alla sanità pubblica per i turisti, vale a dire i punti di primo intervento, che saranno collegati a più servizi, come ad esempio l'attivazione del servizio di radiologia a Bibione, la sala gessi e l'ambulatorio ortopedico a Jesolo, per fornire una risposta immediata e più completa agli inconvenienti più ricorrenti dell'estate, ad iniziare dai traumi, contusioni e piccole lesioni. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.